Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. C'è un mare in silenzio quassù e rete non ho, ma cresce il tamburo nel blu e mi lancerò e fermano il fiato per me, ma li stupirò nel cerchio che poi nel vuoto farò. Le case, la gente, le vie lontane laggiù, gli errori degli uomini qui non contano più. La soglia del male che in noi io supererò e fino in platea ti raggiungerò. Amore che devo inventare, io come i poeti e gli uccelli qui a terra equilibrio non ho, ma il cuore mi spinge a rischiare su questo filo attaccato alla luna. Ogni sera vivrò morendo davanti ai tuoi occhi, al tuo seno mi libererò nel volo che so. Accarezzo il tuo grano e poi su nell'immensità qualunque promessa sarà più vera da qua. Per lunghi secondi finché dimenticherò che un uomo quassù restare non può, non può. Amore che devo inventare, io come i bambini e gli acrobati a terra al mio senso non ho, ma il cuore mi spinge a rischiare su questo trapezio che passa ogni sera e non torna mai più. E che tenerezza afferrarti le mani, portarti nel blu, non scendere più. Perdonami questa bugia più grande di noi, ma come vorrei portarti lassù. Non scendere più. Signore e signori, Valentina Branca.
benvenuta. Arrivi tu e si accende la luce di colpo così. Magia. Semplici un po' banali, io direi quasi imprevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, perché non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male, parli bene, mi sorprendi quando tiri forte. La tua moto dal motore che sento truccato. E va bene, guida tu, che sei brava più di me, ed attendo che sia amore. Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno. Non voglio di più acqua e sale, mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere. Mi fai male, puoi godere, se mi vedi in un angolo ore ed ore piene, come un lago che se piove un po' di mene è uno stagno. Vorrei dire, non conviene, sono io a pagare amore tutte le pene. Vedi, divertirsi fa bene. Sento che mi rido dentro, questo non mi conviene. C'è qualcosa che non va, ma non so dirti cosa. È la tua moto che sta giù e vorrei guidare io, o meglio averti qui vicino a me. Ma io Ma tu sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno. Non voglio di più acqua e sale, mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere. Mi fai male, puoi godere, se mi vedi in un angolo ore ed ore piene, come un lago che se piove un po' di mene è uno stagno. Vorrei dire, non conviene, sono io a pagare amore tutte le pene. Valentina Branca, Ciao, ciao a tutti. che bello averti qui, ma ciao. Ciao, Peiretti. Allora fammi fare un calcolo, ieri era lunedì, quindi lunedì. oggi è buon martedì, buon martedì amici a casa, viscule luci come direbbe la mia amica cinese. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi. Sì. Abbiamo iniziato così con due brani molto molto romantici, molto, sì, c'è l'acrobata, secondo me uno dei più bei brani di Michele Zarrillo, per non parlare di Acqua e Sale, che devo dire che in qualsiasi karaoke Sì. arriva Acqua e Sale, gira e rigira, tu sei lì tranquillo, arriva, mi fate Acqua e Sale, vogliamo cantare Acqua e Sale. È Quindi vero, è una vero. canzone che o ricorda determinati momenti della vita di ognuno di noi, piace. oppure di loro, oppure proprio piace. Piace proprio. Come stai Valentina?
Sto bene, sono un po' stanchina, ma anche il caldo è provante, diciamo così. Sei un po' stanchina. Un po' stanchina, che fa anche rima. Va bene, Valentina, lei è stanchina, però adesso diamo tutta la grinta che abbiamo dentro di noi per far diventare i nostri amici a casa. Assolutamente. Siamo dal vivo, il 348 80 40 254 serve, ormai lo sapete tutti, per i vostri messaggi, per le vostre richieste. Se volete augurare un buon compleanno a qualcuno, Sì. oppure se volete semplicemente lo dico tra virgolette, salutare la Valentina Branca, Esatto. Se perché è volete importante. già portarvi avanti col lavoro, potete anche augurare buon Natale a qualcuno nel frattempo. Sarebbe carino arrivare. Sarebbe carino. Buon Natale, Buone così. feste. Buone feste, così. Andiamo a cantare un brano di Raffaella Carrà. Sì, perché oggi è un anno senza Un Raffaella. anno senza esatto. Raffaella, un anno se riso e ballato in TV molto, molto meno. È vero. Tuca tuca. Mi piaci, mi piaci, mi piaci, tanto, tanto, sembra incredibile ma sono cotta di te, mi piaci, mi piaci, mi piace, tanto, tanto, questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama Tuca Tuca Tuca, l'ho inventato io per poterti dire Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci. ti voglio, ti voglio, è tanto bello star con te e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. E quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. Perché a volte basta uno sguardo per capire determinate cose, come il tuca tuca, il tuca tuca, il tuca tuca. L'hai già fatto il tuca tuca con qualcuno tu nella vita? Non si dice Peretti, insomma. Beh, hai ballato il tuca tuca con qualcuno? No, No, ok. no. C'è sempre una prima volta, ricordatelo. Com'è che faceva così? Non lo so, faceva. Non lo so, non Si posso. chiama Tuca Tuca Tuca. Yeah. L'ho inventato io per poterti dire Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci. ti voglio. Mi piaci. Mi piace tanto, tanto. Questo stranissimo ballo che faccio con te. Ti voglio. Ti voglio. È tanto bello star con te e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. E quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. E quando mi guardi lo so cosa vuoi tu da me. Tuca tuca. Tuca tuca Valentina Branca. Innanzitutto grazie per aver omaggiato la nostra Raffaella. Poi è un brano bello, cioè Sì, è un sì, brano che tutti a casa l'abbiamo cantato una volta nella vita. Ballato non lo so, ma Secondo cantato me sì. a casa erano lì che facevano. Sì? Sì, sicuro. Erano lì Sei che si sicura? toccavano Quindi tutti. stasera grazie a Casa Peretti aumenta la Tutti si popolazione sicuro. fra 9 mesi, tutto grazie al Tuca Tuca. Sicuro. No, chi lo Sono sa? sicurissima. Beh, se Valentina è sicura, amici a casa, siamo sicuri tutti. Certo. Io invece sono sicuro adesso di parlarvi di un evento molto importante. Se la regia ha la locandina di Bibbiana, forse nelle prove, vuoi che ci sentiamo in pubblicità, Enrico? Mamma mia, che precisione il nostro Enrico! E Bibbiana, il luglio bibbianese, andiamo a dare un'occhiata. Venerdì 8 luglio, notte bianca, attenzione con la protagonista, la nostra Valentina, Sì. perché in piazza andrà a raccontare del CD, andrà a cantare il CD, non solo il CD, tante altre Certo. canzoni, e sarai con la tua orchestra, che possiamo Sì, salutare? È una band, Una si band. chiama Ancora Fragili Band e presentiamo questo Ancora Fragili live, che è un po' la storia delle più belle canzoni italiane, non solo, e poi anche i miei brani. Sabato 9 luglio, tutti a 90.
e divertitevi. Lunedì 11 luglio gran grigliata a Mascalzoni Latini, e il 12 luglio ci sarò anch'io in piazza, che andremo a cantare io, Enzo e la Chelucci le migliori canzoni della musica italiana. Poi ci saranno la domenica i Divina, insomma sarà un grande fine settimana e inizio della settimana successiva a Bibbiana. Non potete mancare l'8, 9, 10, 11 e 12 luglio. Per di più adesso ti dico una cosa che sappiamo solo io sì. e te, ma te la dico piano in modo che anche Che loro così non possano sentono. capire. E la domenica, Sì. la domenica ci sono anche le telecamere di Rete 7 con la zia Marta, e andremo a creare dei video bellissimi che poi vedremo in onda la settimana successiva, ma non lo diciamo perché certo. voglio che sia una sorpresa Certo, per i miei certo. telescoltatori, che adesso sono pronti a mandarci messaggi al 348 80 40 254, ma subito dopo la pubblicità. Forse non sarei come sono adesso, forse non avrei questa forza addosso, forse non saprei neanche fare un passo, forse crollerei scivolando in basso. Invece tu sei qui, mi hai dato tutto questo, invece tu sei qui, mi hai rimesso al proprio posto i più piccoli pezzi della mia esistenza, componendoli, dando loro una coerenza. Com'è bello il mondo insieme a te, mi sembra impossibile che tutto ciò che vedo, che da sempre è solo che io non sapevo come fare per guardare ciò che tu mi fai vedere. Com'è grande il mondo insieme a te, e come rinascere, vedere finalmente che rischiamo di perdere 1000 miliardi e più di cose, se tu non mi avessi fatto il dono di dividerle con me. Forse non avrei mai trovato un posto, forse non potrei regalarti un gesto, forse non saprei neanche cosa è giusto, forse non sarei neanche più rimasto. Invece tu sei qui, sei arrivata per restare, invece tu sei qui, non per prendere o lasciare, ma per rendermi ogni giorno un po' migliore, insegnandomi la semplicità di amare. Com'è bello il mondo insieme a te, mi sembra impossibile che tutto ciò che vedo c'è da sempre, solo che io non sapevo come fare per guardare ciò che tu mi fai vedere. Quanto è grande il mondo insieme a te, e come rinascere, vedere finalmente che rischiamo di perdere 1000 miliardi e più di cose, se tu non mi avessi fatto il dono di dividerle con me. A proposito di 1000 miliardi e più di cose belle, tra le miliardi di cose belle che io conosco nella vita sono i loro messaggi. E adesso andiamo a leggerli, ma proprio tutti. E però voi, anche se non l'avete ancora mandato, mandatelo, che nel terzo tempo andremo a leggere anche il vostro. Enrico in regia, innanzitutto buon lavoro, siamo pronti, siamo prontissimi, come sempre, eccoli i messaggi. Vai! Ciao, potreste fare On My Mind di Elvis Presley? Io non la so tanto, però Valentina la impara lei, eh? Certo. Oh, che bello. E qua a Giampiero di San Benigno che compie 53 anni. Ciao Giampiero, auguri, 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 auguri. Guarda lì che bel signore. Ciao Enrico, sono Paola. Vorrei dedicare al mio amatissimo Bruno. Siamo tornati, siamo saltati, siamo Eccoli là. tornati. Va bene.
È simpaticissimo il nostro supervisore tecnico Giuliano Falco. Innanzitutto Cosa dice? alle 20:21 mi ha scritto: a me pare tutto ben, perché da quando frequenta i Veneti È parla Veneto. anche bene. A me È pare Veneto. tutto ben, un fiaschi di vino. E poi mi ha scritto: tutto a posto, perfetto, non ancora saltato, appena scritto si è saltati. Però siamo anche- tornati. Ciao Giuliano, un abbraccio. Ci sono. Beh, perché poi lui è lì davanti alla TV, è l'unica sì. maniera che mi collega subito. Lui è Enrico in regia. Enrico, cosa ne dici? Continuiamo con i messaggi? Sì, Eccola. certo che sì. Questo Eccoli. l'abbiamo già letto. Esatto, la donna del mio amico che vediamo di farla anche domani sera. Probabilmente sì, dai, pianoforte e voce. Ciao Casa Peiretti. Un saluto da Piero di Bibbiana, work in progress. Vi aspettiamo al nostro luglio bibbianese 8, 9, 10, 11, 12. Gastronomia, musica, divertimento. E infatti noi staremo lì a sì. suonare, Valentina, Sì, staremo lì. proprio lì. Tu il sabato, io il martedì. Casa Peretti è il nostro arcobaleno speciale dove si sprigionano sempre splendide emozioni e canzoni che sono tutte per noi. Brava Dani, anche un po' per noi però, per voi e per noi. Ciao amici, sempre il top. Oggi un pensiero va alla mitica Raffaella ad un anno esatto dalla sua scomparsa. Buona serata, un abbraccio, Tiziana da Torino. Grazie Tiziana, grazie. Ciao Casa Peretti, siete fantastici come sempre. Poi per favore dedicare Cosa succede in città di Vasco al mio amore Gianni? Lo dice Michela da Torino. Io personalmente non la so, ma forse Luciano Bianchini, che lui è abbastanza fan di Vasco, venerdì gliela chiedo, vediamo cosa succede. Altrimenti la prossima settimana, tempo di impararla, Complimenti per la canzone di ieri sera, non semplicemente orecchiabile ma anche sentite, mille. Sono contento che mi arrivano i complimenti per la puntata precedente, perché magari non l'hanno vista in diretta, l'hanno vista alle Esatto. 23:30 e mi mandano un messaggio il giorno dopo. Io vi amo amici, vi adoro, felici di risentirvi amicone Enrico e Valentina, un saluto dal ciclone. Ma Eccolo. guarda, il ciclone è guarda che in una forma Gli pazzesca sono il cresciuti ciclone. i capelli. A parte i capelli, ha vinto anche un premio. Sì, Adesso sì. ve lo racconterò. Anzi, guarda, mi ha mandato addirittura l'immagine. Vediamo un po' cosa ha vinto. Aspetta, regia, perché così lo diciamo bene. Savino Di Leo vince il Festival degli Stravaganti di Modena. Bravo, bravo il nostro bravissimo. Savino. Bravo. Continua così. Ciao Enrico, ciao a tutti. Mi puoi fare la canzone di Gianluca Grignani, Una donna così? Sempre al mio amore la mia mogliettina Michela, al suo amore Gianni da Turin. Ciao e grazie, siete fantastici. Ciao. Grazie per i fantastici. Altra richiesta che metteremo in programma. Questa gliela canta Falco. Grande Valentina! Tanti Pollicioni in su! Io voglio una volta invitare qua Falco a cantare. C'è qualcosa che non si spiega in un'amicizia, sopra ogni malignità. Ci siamo conosciuti un anno fa, che fa pure rima, e ho apprezzato da sempre il tuo stile, la passione che ci mette l'anima per pervadere il tuo lavoro, ma questo va al di là di ogni definizione. Ci siamo scoperti umanamente, nonostante tutto, ancora fragili. Ciao Cristian! Grazie. Buonasera Enrico, sei grande, un abbraccio da Rosa di Collegno. Ciao Rosa, grazie. Sempre più emozionante l'inizio di Casa Peiretti, bravi come sempre, Enrico e Valentina, lui un grande, lei una showgirl. Buona serata ragazzi. Wow, Amedeo. Showgirl! Ogni volta che leggo Showgirl mi viene in mente un film un po' È strano, scioccato, però. Amedeo è Cosa? scioccato, È è scioccato scioccato, perché avete sì. suonato insieme Sì, e sì. mi ha detto che sei un treno. Proprio. Ciao Valentina, oggi è il mio compleanno, mi canti la tua canzone Lontano da te, grazie, mi fai un grande regalo. Devi cantare una canzone Lontano da me. Sì, è un brano del mio disco. Certo, quindi però ne abbiamo messa in Non è in programma. scaletta, Non è in no. scaletta. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, ciao Valentina Branca, ricordiamo Raffaella Carrà, buona serata. Certo, Antonio Primicelli, abbiamo già anche dedicato un brano doveroso alla Raffaella. Metti Vagabondo dei Nomadi, ciao Claudia, grazie. L'abbiamo fatta veramente di recente Vagabondo. È la canzone più gettonata in Casa Peretti insieme a Tanta voglia di lei. Anche questa sera inizio col botto. Grazie di esserci a ricordare la grande Raffa. Brava Valentina come sempre. Ciao anche a te Enrico, ci fate tanta compagnia. Un abbraccione da Gabri Grugliasco. Grazie. Valentina, sei bravissima e canti molto bene qualsiasi canzone che mi canti, io sono contento. Ciao, bellissima, Maurizio da Villa d'Ossola. Che bel messaggio, qualsiasi Grazie. canzone. Bravo Maurizietto, Grazie. salutiamo Villa d'Ossola e il sindaco che ormai è il nostro fans. Ciao amici nostri, che bello vederti Valentina. Ci emozioni quando canti, come del resto tutti voi di Casa Peretti. Grazie del brano di ieri sera, abbiamo avuto la pelle d'oca
come è stata cantata. Un abbraccio Tino e Betta, un bacio a Valentina. Grazie. Posso darglielo io, Tino, a Valentina il bacino? Sì, Glielo sì, do io sì. allora. Ciao Valentina, Enrico, tuca bellissimo. Vorrei se possibile una dedica a Valentina l'Aquilone. Buona serata a tutti voi di Casa Peretti e Rete 7. Carla da Luserna. Di chi è l'Aquilone? È sempre Sempre la del tuo mia brano. canzone, sì, Cioè, grazie. ma che bello che richiedono Grazie, tutte le tue grazie. canzoni. Ciao Enrico, io le conosco ma non so i titoli. Ciao Enrico, sono Rebecca. Mi faresti la tartaruga sprint? Scusa, regia, com'è che fa una tartaruga sprint? Aspetta, io come fa una tartaruga? Ah, una tartaruga che va veloce. Sì. Credo sia Vabbè, una canzone dello Zecchino d'Oro. Sì? Ah, credevo dovessi imitare una tartaruga Esiste, che corre. esiste. Vabbè, bentornata Valentina, ci mancava la tua voce, il tuo bel sorriso, lo dicono Beppe e Lore. E noi Grazie. ringraziamo Beppe e Lore. Ciao Enrico, bellissima serata, bello omaggio alla grande Raffaella Carrà. Venerdì 8 luglio cercherò di essere a Bibbiana con la bravissima Valentina e la ancora fragili band. Ciao Francesco. È carina l'idea dell'ancora fragili Sì, sì, band. sì, sì. Bella, grazie Francesco. In questa giornata di gran caldo, Casa Peretti è la giusta dose di freschezza. Un bacio dal fossile germano, diccelo a noi che qua ci sono 40 gradi, con tutti i fari, tutto acceso. Buonasera Valentina, buonasera Enrico. Tutti pronti per martedì a Bibbiana? Ma la scommessa di questa settimana quale sarà? Ho già la tastiera calda per dare il mio contributo. La scommessa la diciamo giovedì e venerdì. Sarà inerente alle ultime 2 puntate di questa settimana. Ciao Enrico, Valentina, un abbraccio forte da Valentina di Torre Pellice. Mi fai una canzone per mia sorella piccola Ramona che ci guarda dal cielo. Un abbraccio forte a tutti voi kids. Un abbraccio, ciao. Grazie, un abbraccio Ciao a te. Valentina e un saluto. E un saluto a Ramone, di sicuro ci sta ascoltando. Buona serata a tutti, lo dice Sandra, la nostra amica Sandra. Ciao Sandra. Complimenti per le canzoni di ieri sera, non semplicemente orecchiabili ma anche sentite, Milena. Oh, wow, Mi pare grazie. di averlo già letto questo. Vabbè, però mi piace. Poi Milena scrive sempre delle belle cose nei nostri confronti come tutti loro. Ciao Enrico, potresti cantarmi Eccola di nuovo dei Rockers? Grazie, buona serata Paolo da Montalciata. La metto in programma, non la so, però. Senti Valentina, facciamo così. Diamo un po' spazio, visto che sei qui e mi fa molto piacere, Sì. al tuo CD. Sì. Quindi se volete sentire queste 2 canzoni e tante altre, sabato, venerdì 8, sera. Venerdì 8 a Quindi Bibbiana. guardate Casa Peretti, tu non iniziare prima di Casa Peretti, quindi No, 9 no, e no, mezza. assolutamente alle 21:30 aspettiamo che finisca Casa Peretti, che la gente Esatto. possa uscire e venire a Bibbiana. Anche perché succederà a me la stessa cosa martedì. Esatto. Perché molti mi dicono: no, ma martedì non c'è la trasmissione perché sei a Bibbiana. No, perché Enzo andrà a fare le prove per me, Alessia andrà a fare la prima parte insieme a Enzo, e poi io alle 9 e mezza, 10 meno un quarto arrivo, bello fresco di trasmissione. Freschissimo. Freschissimo. Qui fa caldo, è freschissimo. Mi fai sentire la canzone che dà titolo a tutto l'album, Ancora Fragili, per voi. Adesso qui entra il sax, Eh sì. Sento ancora il tuo respiro tra le dita. La mia storia insieme a te non è finita. Ogni sguardo è fuoco che mi brucia dentro. Stringo a me questa catena e non sai quanto. Io no, perché non voglio soffrire. Io no, sarò il tuo confine tra amore e dolore. Ancora fragili, ma questo tempo ci appartiene. Fragili.
ti guardo mentre dormi sul mio seno. Questo amore sa di miele e di veleno. E poi è come un pugno nel cuore. E poi non c'è più confine tra amore e dolore. E forse questo tempo ci darà ancora un'altra possibilità, una parola di più persa nel vento con noi che siamo fragili, restare appesi ad un dolore, fragili, anche se brucia come sale, sempre fragili, senza bisogno di parole, noi fragili. Ma questa notte non ti lascio andare. Facciamo il finale però, perché è bello, cioè non è che posso interrompere. Io non ti lascio andare. Ancora fragili! Io voglio sentire Sì, venerdì. sì. Devi fare la stessa cosa, devi dire alla band. Allora ragazzi, 2 o 3 ritornelli, poi quello dopo io faccio ancora e tutti fragili Tutti insieme. Ok, Sì, bellissimo. sì, sì. Ok. Emozionante, sai, Peiretti cantare le proprie canzoni. Per di più, venerdì, se non Ah. c'è anche un altro evento, volevo parlarne domani di questo evento qua, ma la regia me l'ha messo in onda questa sera, quindi andiamo a raccontarlo. Venerdì 8 luglio alle ore 21 ci sono dei giovani cantori, e io il francese non lo so, ma mi puoi aiutare. Des Hautes Alpes. Sì, delle Quindi, Alte Alpi. Delle Alte Alpi. Ma Traduciamo. ti dico anche una cosa, un'altra cosa, perché loro hanno il concerto alle 21 Sì. qui a Luserna in chiesa, ma prima fanno il primo tempo dal vivo qui in casa Peiretti, quindi avrò questi ragazzi sul palco che faranno 4-5 brani soltanto con le loro voci e sarà una grande esperienza, amici a casa. Quindi venerdì avete di sicuro modo di divertirvi, o in un posto o nell'altro ancora. L'importante è che siete sintonizzati sempre sul 13 su Casa Peiretti dalle 20 alle 21. Adesso ci fermiamo altri 2 minuti e mezzo, 2 minuti e mezzo barra 3, poi torniamo in onda ancora con un brano di Valentina. Ancora fragili? No, questa volta No. però canto insieme Ancora. a te, canto Ah, insieme a te, quello l'ho che ti imparato, piace a te. Poi io questo brano qua l'ho proprio me gusta mucho e tante altre belle canzoni e i vostri messaggi e altro ancora. Quindi non cambiate canale se prendi il telecomando. Ecco. Ma vengo proprio lì, ma proprio lì, pubblicità. Valentina, non mi parlare d'amore per voi. Vai Valentina, Franca, BR7. Non mi parlare d'amore se non riesci nemmeno ad ascoltare il tuo cuore. Son troppe quelle ferite, le parole mai dette, le promesse svanite. Non voglio da te 1000 più promesse, ma una via di fuga dalle mie incertezze, una stretta sicura che non mi lasci mai. Non crederò mai al gioco del destino, che la notte finisce quando inizia il mattino, ma se chiedo amore soltanto amore voglio da te. Non mi parlare d'amore se mi dici che è rosso ma poi cambi colore. Non mi raccontare le bugie del cuore che poi fanno più male. Non chiederò mai una semplice avventura, ma vedere nei tuoi occhi che non hai paura, una porta sicura che non si chiuda mai. Non
chiedo amore, soltanto amore voglio da te. Non mi parlare d'amore, ancora fragili. Non chiederò mai una semplice avventura, ma vedere nei tuoi occhi che non hai paura, una porta sicura che non si chiuda mai. Non crederò mai all'amore perfetto che germoglia poi cresce tra le sponde di un letto, ma se chiedo amore, soltanto amore voglio da te. Capolavoro. Ancora. Non crederò mai nell'amore perfetto che germoglia poi cresce tra le sponde di un letto, ma se chiedo amore, soltanto amore voglio da te. Non mi parlare d'amore se non riesci nemmeno ad ascoltare il tuo cuore. Non mi parlare d'amore, 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 d'amore. Oh, sì, mi dà una grinta a me sto brano, non mi parlare d'amore. Ma lo sai, Peiretti, che quando la Sì, registrai, aspetta che devo spegnere un po' di luci, dica. quando la registrai tanti mesi fa, Sì. nella traccia Sì. della mia voce, alla fine c'è scritto basta, non la Basta. canto più. E adesso sono già 3 volte che la canto qua a casa Peiretti. Sono le prime 3. Sono le prime 3 perché, vabbè, fai così, quando ti Sì. stufi la canto io. No, più che Bella, altro che bella, è bella. impegnativa perché sembra una canzoncina, ma in realtà ha tantissime parole e Ci puoi scommettere manca che respiro. non è semplice. Adesso andiamo a leggere gli ultimi messaggi. Dai, sì, ce n'è ancora 7, quindi dai. Poi chiudiamo alla grande Casa Peiretti. Adesso i vostri messaggi sul finale. Vai. Anche per noi sarà un luglio bollente. Finalmente si torna a far musica un po' ovunque ed emozionarsi insieme. Siamo fortunati. È il nostro compito vivere la musica con gli altri. L'armonia con voi è speciale. Grazie, Total Black. Grazie. Una serata in allegria con Enrico e Valentina. Grazie ragazzi, Patti 60. Ciao Patti 60, grazie. Splendide le tue canzoni e lo sottolineo. Proprio adesso scrivo una riga sulla televisione lì. No. Bravissima Valentina! Non roviniamo la televisione. Una bella riga. Ciao Enrico, ti lancio una sfida. Rotolando, respirando dei Pooh. Saluti da Maria di Venaria. Mamma Anche rima. mia, Maria di Venaria, una sfida, rotolando e respirando. Io guardo Branca che l'abbiamo già fatto una volta. Sì, Pensa sì, sì, è vero. risolvere la sfida così. Vai un po'. Valentina, Carla di Luserna. Top, Ah, top. scusate, top, mi ero persa top, insieme. top. Ciao Valentina, io venerdì ci sarò. Ciao, Piero da Villarpellice. Bravo Piero. Ti Ciao aspetto. Piero, grazie. E siamo ritornati là. Allora, prendi tempo perché io ho queste sfide. Ma la stiamo cercando? Sto cercando, dovrei avere una sorta di base. Io spero di ricordarmela, Peiretti. Ma sai che a me piace improvvisare. Vediamo. Quanto manca? Allora, ci stanno 8 minuti. Allora, ti Ci metto. sta. Facciamo un brano, facciamo io domani. Sì. Ok? Nel frattempo potremo chiudere con Rotolando e Va Respirando. bene, ci sto. Vai. Io domani glielo dico che non l'amo più. Gli confesso che al suo posto ora ci sei tu. Ho lottato con
sensazione di restare sola. Forse un po' per volta ci diremo appena una parola. Guardami negli occhi, caro amore mio, dimmi se qualcuno vuol dividerci. Tu non sai di cosa non sarei capace io domani, sembra assurdo ma ricomincerei. Cosa importa se dal primo istante avevi scelto lei? Io domani, ma che dico se il domani è qui? La mia storia è stata troppo bella per finir così. Valentina Branca, io domani, grande interpretation. Adesso ricordiamo per chi si fosse collegato solo tardi dove sei venerdì. Venerdì sono E in abbiamo Piazza una Bibiana. locandina nuova. Sì. Cioè, più bella di prima. Eccola lì. Oh. Venerdì 8 luglio dalle 19 alle 24 ci sarà la Notte Bianca Bibiana e se avete il piacere di sentire la mia musica sarò in piazza con la Ancora Fragili Band. Dove andremo a scoprire, è la Sì. prima volta proprio dal vivo Sì, per sì, quanto riguarda sì. il CD. Infatti Wow. sono già anche un po' agitata, ve lo confesso. No, sei Sì, sì, emozionata? sì. Sì, sì. Ma l'emozione, mia cara Valentina, deve sempre esserci Lo nella so, musica. però sono molto Io sono andato a sentire delle persone dove l'emozione non sapevano minimamente cosa possa essere. E fidati che è come vedere un muro di davanti, no? Lo so. E quindi se non traspare ciò che uno prova sul palco, anche la gente in platea non gli arriva nulla. Ma mi sa che lo vedrete quella Sì? sera. Io non me la perdo, ragazzi. Io, Sono già preoccupata. io voglio un posto lì in prima Sì, fila, sì, sì. venerdì. Va bene? Dedichiamo questa canzone alla nostra amica Dani. Proprio per lei, l'aveva richiesta un po' di tempo fa, arriva Avrai. E vediamo di fare. Rotolando, respirando. Magari anche domani qui che c'è il nostro Amedeo insieme ad Enzo. Avrai sorrisi sul tuo viso come agosto, grilli e stelle, storie fotografate dentro un album rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzare la testa, e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino, che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, pantaloni bianchi da tirare fuori che già estate, un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che succide pescatori di telline, e neve di montagna e pioggia di colline. Avrà un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai il tuo tempo per guardare ancora a casa Peiretti alle 23:30 se vuoi rivedere questa puntata. Domani una nuova puntata alle ore 20 esatte. Un super grazie, signore e signori, Valentina Branca. Ciao a tutti. Seguitela in Ancora Fragili Tour. Grazie Enrico e regia. Ciao a tutti, ci vediamo domani. Grazie.